Michele, come si sta a Terni? Si sta bene, Roby. Ora ormai sono 2 anni che sono qua, siamo riusciti a costruire una base importante, con un gruppo di lavoro altrettanto importante per toglierci delle soddisfazioni che speriamo arrivino presto. Sicuramente segui sempre la Virtus Entella. Assolutamente sì, perché comunque un pezzo di cuore è rimasto a Chiavari e del bianco. Giovanni, questo nuovo ruolo da presidente della Federscherma è direi un onore per tutta Chiavari. Ma sicuramente piacevole e prestigioso essere presidente del Comitato Regionale Ligure e rappresento 11 società della Scherma che sono sul territorio della nostra regione e l'augurio è quello che, come diciamo già il mio predecessore Martelli è riuscito nei suoi 3 anni di mandato precedenti, di mantenere l'ambiente unito, e questo sicuramente sarà il primo obiettivo insieme a tanti altri, tra i cui è la ripartenza con le gare. Entro il mese di aprile dovremo appunto svolgere delle gare di qualifica per i campionati italiani che si svolgeranno verso maggio o giugno. Giacomo, da Chiavari allo staff azzurro di spada femminile. Eh sì, una bella soddisfazione, dai, adesso sono ormai 3 anni che diciamo, sono passato dalla nazionale giovanile a quella assoluta, quindi abbiamo vissuto, almeno ho vissuto personalmente, un grosso beneficio in termini di esperienza e di emozioni, perché abbiamo fatto un anno di qualifica olimpica che ci ha permesso di staccare il pass per Tokyo, quindi sicuramente un banco di prova che migliorerà, diciamo, le mie capacità anche per il futuro.